Io sono un ex ricercatore monteviso che ha lavorato per 35 anni dentro il petrolifero, per cui se parlo di inquinamento penso di parlare con conoscenza. Cosa è successo? Sta succedendo una cosa di questo genere, che con la diminuzione dell'inquinamento a Porto Marghera praticamente questo impianto era pressoché fermo. Adesso cosa vuol fare Zaia? Vuol prendere i prodotti delle porcilaie, prendere i prodotti dell'allevamento delle galline, di tutti gli allevamenti, i fanghi, e smaltirli a Porto Marghera. Qual è il problema? Il problema è che il 70% degli antibiotici prodotti negli Stati Uniti, e penso anche in Italia, va a finire nei fanghi delle porcilaie. Per cui quello che ci darebbero a smaltire a Porto Marghera non sono semplici fanghi, ma sono fanghi estremamente tossici e nocivi. Perché? Perché la molecola dei prodotti, degli antibiotici è una molecola molto complessa e di difficile distruzione. Quei prodotti probabilmente svilupperanno diossine, svilupperanno idrocarburi policiclici aromatici, tutti prodotti estremamente inquinanti. Questo Zaia e gli amici non ve lo dicono, perché se lo dicessero è chiaro che la popolazione insorgerebbe contro una cosa. Dicono semplicemente che sono fanghi, semplici fanghi. Col cavolo, sono fanghi estremamente inquinati e pericolosi. Pensate che certi critogamici che sono messi dentro, che ci trovano in questi fanghi, con la semplice presenza della luce e dell'acqua sviluppano quantitativi estremamente elevati di diossina. Grazie. Benvenuti cittadini oggi qui a Venezia, finalmente una mobilitazione di persone che lavorano normalmente, che sono genitori e che vengono preoccupati esclusivamente per quello che sta succedendo all'ambiente e alla loro salute. Non ci sono movimenti di altro tipo se non quelli di persone comuni che vivono quotidianamente il territorio e che vogliono che questo territorio venga veramente salvaguardato nel senso più concreto del termine. Al nuovo Presidente, al nuovo Consiglio regionale chiediamo una vera apertura al dialogo e all'ascolto. È tempo che si torni ad ascoltare anche la cittadinanza nelle sue istanze, una cittadinanza che è informata sui fatti e sui contenuti e che è in grado di essere propositiva. Una cittadinanza che vuole far capire che all'industria dell'incenerimento esiste l'alternativa, dalle fonti rinnovabili al riciclo, al riuso, al riutilizzo di ogni cosa che viene semplicemente trasformata ma che non si annulla. Possiamo recuperare qualunque cosa facendo una differenziata più spinta. Il Veneto ne è l'esempio più importante d'Italia. Ci sono comuni che raggiungono anche l'80% di raccolta differenziata, ma che fine fa poi questo rifiuto? I cittadini se lo devono cominciare a chiedere. Esiste un'industria con un indotto che consente posti di lavoro, al contrario di quanto fa l'industria dell'incenerimento. L'indotto è vastissimo. Da chi deve eseguire raccolta, chi deve poi smistare questa raccolta, chi deve ritrasformare e riconvertire questi materiali che possono essere tranquillamente riutilizzati e reimmessi nei cicli produttivi. Dobbiamo renderci consapevoli di questo, dobbiamo dire ai nostri governi locali che questo deve essere il futuro, perché qui c'è il vero lavoro, c'è il lavoro responsabile, c'è il lavoro che ci permette finalmente di restituirci l'ambiente, un ambiente che è fin troppo oppresso dal traffico, dal traffico aeroportuale al traffico autostradale. Leggasi il passante che veniva citato prima. L'industria dell'incenerimento non deve essere autorizzata, assolutamente. Dobbiamo pensare a restituire ai nostri figli un territorio il più possibile salvaguardato, il più possibile sano. Stiamo distruggendo anche i prodotti alimentari che sono il nostro biglietto da visita verso l'Europa, verso il mondo internazionale. Il nostro parmigiano, il prosciutto, il radicchio, gli asparagi, la biodiversità dei nostri territori, soprattutto qui nel Veneto. Pensiamo al vino, al prosecco. In prossimità delle colline del prosecco vogliamo costruire un impianto di incenerimento che immette fumi. Ma cosa stiamo dicendo?
stiamo dicendo una pura follia. Il ministro Zaia queste cose le conosce bene perché è ex ministro dell'agricoltura e le sa queste cose, sa quanto importante è per gli imprenditori del settore che gli venga data una vera garanzia di salvaguardia del prodotto. Altro che parole, vogliamo che adesso si passi ai fatti. Presidente Zaia, si metta al lavoro con le proprie commissioni, con i propri enti, perché dobbiamo continuare su una strada e su un processo che ci porti fuori da questo business degli inceneritori. Qualcuno lo sa che gli inceneritori sono sovvenzionati dai contributi? I veneziani lo sanno che se gli fanno un inceneritore qui a 2 chilometri il turismo subirà inevitabilmente una flessione? Allora, associazioni degli imprenditori, cittadini, insegnanti, categorie di ogni tipo, mettiamoci insieme perché dobbiamo lavorare insieme su questo fronte. Dobbiamo far sì che il territorio venga restituito alle popolazioni anche future. I CIP6 devono essere tolti alle industrie dell'incenerimento e devono essere riconosciuti come previsto dalla legislazione comunitaria alle fonti rinnovabili. Gli spazi ci sono, c'è la possibilità di mettere in atto un lavoro di sinergia con quegli industriali che hanno già capito che questo è il futuro, perché su questo fronte l'industria c'è, esiste, è concreta, basta chiedere loro come hanno fatto se non sappiamo come muoverci. Grazie. Il concetto di inceneritore è sbagliato a prescindere. Andiamo a guardare alcuni dati statistici che riguardano il caso Cadelbue. Brucerà 500 tonnellate al giorno per 25 anni di rifiuti solidi urbani. Sarà un impianto di bacino, quindi brucerà i rifiuti di tutta la provincia di Verona e delle altre province, in quanto non sarà in grado Verona di produrre questo quantitativo di rifiuti che per legge dovrà essere aumentata la differenziata al 65%. Ogni tonnellata di rifiuti produce 6.000 metri cubi di gas nell'aria. Se moltiplichiamo per 500 tonnellate scopriamo che ogni giorno verranno prodotti 3 milioni di metri cubi di fumi. Per un anno saranno circa 900 milioni di metri cubi di aria inquinata. Facciamo chiarezza, non esistono filtri che possono essere applicati, filtrano il 99% delle particelle filtrabili, non fanno assolutamente nulla per quelle condensabili e per quelle secondarie. La diossina non ha filtri, nel momento in cui verrà prodotta diossina si accumulerà irrimediabilmente nel terreno. Se siete così sicuri che gli inceneritori non fanno male, stipulate una qualsiasi polizza assicurativa a favore dei cittadini. Questa è la